Allora, eccoci qui, Presidente, dobbiamo affrontare anche la questione, oltre abbiamo visto gli aspetti positivi, quindi le prospettive che si auspicano possano essere le migliori possibili per le Olimpiadi future del 2026, ma intanto siamo nel 2021, è passato ormai un anno, lo diciamo, siamo riprecipitati tale e quale l'anno scorso, come se non fosse passato un secondo, a parte un po' l'avvio delle vaccinazioni, vabbè, però siamo sempre in zona rossa, l'economia sta soffrendo, ma non di prima istanza, di ennesima istanza, quindi è una situazione ormai disastrosa. Di chi è la colpa? Comunque il sistema non ha funzionato, cioè colpe o non colpe il sistema non ha funzionato e i cittadini sono profondamente delusi, arrabbiati e chi addirittura, come dice lei, esasperato, cioè non vede il giorno dopo per quanto riguarda l'attività. Dopo 100.000 morti e più e dopo un anno di questa situazione io sfido qualsiasi persona, ma non parlo solo di imprese, parlo di qualsiasi persona a essere tranquillo, lucido e dare un giudizio, un programma a questa pandemia. Io dico solo che in questa situazione noi ci sentiamo strangolati, non vediamo più la possibilità di lottare, stiamo perdendo questa speranza di lottare. Sinceramente anch'io adesso comincio ad avere dei problemi non solo da imprenditore ma anche da presidente a dare dei consigli agli associati, perché la situazione adesso, questi ultimi 20 giorni, speriamo che siano gli ultimi 20 giorni di una zona rossa per poi riprendere a Pasqua, che sia poi diciamo la via in discesa per le nostre imprese. Ecco perché io sto dicendo a tutti non mollare, non mollare, ormai questo speriamo sia l'ultimo miglio. Certo che faccio fatica anch'io a dirle queste cose perché l'anno scorso il Carnevale ce l'hanno bruciato, la Pasqua ce l'hanno bruciata, il Natale ce l'hanno bruciato, la Pasqua di quest'anno ce l'hanno bruciato dicendo cosa? Anche questo Natale comunque sì, c'è proprio... sì, ma dicendo cosa? Dicendo chiudiamo adesso perché poi vai fuori e quindi possiamo fare il Natale, possiamo fare la Pasqua. Non è vero, la pandemia non la controlli con le parole, la controlli con i fatti. Noi abbiamo bisogno di vaccini, noi abbiamo bisogno di liquidità nelle nostre imprese, non abbiamo i tempi della politica. Noi abbiamo tempi diversi, noi abbiamo i tempi dell'impresa e l'impresa se non ha la liquidità muore. E vuol dire posti di lavoro, vuol dire famiglie sulla strada, questo infatti, devono intervenire subito, immediatamente. Ecco, infatti, siccome le aziende hanno bisogno anche di programmazione, e eventualmente quali potrebbero essere delle soluzioni di programmazione? Si parla del turismo, aperture del turismo con chi dice tutti vaccinati, impossibile, fare un tampone, poi spostarsi da una località all'altra, però anche lì è paradossale perché è impossibile farsi il tampone ogni 24-48 ore, cioè come dire mettete il plexiglass davanti ad ombrellone quando andate in spiaggia, diventa veramente cose paradossali, invece bisognerebbe adesso per pensare all'estate, perché poi realisticamente anche se non ci sono ponti arriveremo a giugno, perché come l'anno scorso no? Ci portavano avanti Pasqua e si sapeva che abbiamo saltato anche Sant'Antonio per arrivare subito dopo, dai, questo è il fatto, ma almeno arrivare all'estate con dei paradigmi chiari, in modo che il cittadino possa dire ok, posso programmare se non altro le ferie dove andare e quindi i consumi futuri, perché altrimenti si torna a giocare a singhiozzo come prima. Quindi che prospettive ci possono essere? Leggo un attimo il messaggio che è arrivato poco fa, se gentilmente dalla regia ce lo rimettono in onda, poi le do subito la parola. Vediamo un attimo, dico solo una cosa, che si va in zona rossa se ci sono 250 infetti su 100.000 abitanti, ovvero lo 0,25%. Continuiamo a dire chiusi per salvare il Natale, chiusi per salvare Pasqua, ora direte chiusi per salvare l'estate, è quello che le diceva sostanzialmente. Sì, esatto. E quindi che programmazione c'è da parte del governo per appunto l'estate? Ma abbiamo questo comitato tecnico scientifico che oltre che a chiudere non ho capito, chiudi, va bene, ho capito la distanza, ho capito le chiusure, ho capito tutto quello che vogliono, ma adesso vediamo anche la Sardegna è zona bianca.
però stanno dicendo se tu vuoi venire in Sardegna devi essere tamponato e ti danno il tempo per... Non so se sia quella la regola per avere una zona free, non lo so, però se lì funzionasse potrebbe essere questa regola portata in altre zone, quindi rendendo le zone free e dopodiché chi entra in zona, tanto per salvare, dico, la situazione. Però il problema è che abbiamo tuttora degli stranieri nel nostro territorio arrivati in virtù di Schengen, per i confini, via macchina per esempio, perché dopo non so neanche se gli aeroporti facciano dei controlli eccetera, comunque intanto via macchina, perché le vedi, le macchine ci sono eccetera, che non hanno fatto niente di niente, quarantena men che meno, e sono transitati e sono arrivati. È un problema questo, perché di fatto il nostro paese è continuamente, costantemente attraversato, non è un'isola, finché controlli un'isola è più semplice per assurdo, cioè le entrate quelle sono, non è che ce ne vogliono tante, porto, aeroporto e fine. Il paese nostro no, è un continuo transito, il nord Italia è di passaggio, il sud forse farà prima a ripulirsi. Però, e dopo succede quel che è successo l'anno scorso. Chiaramente ci saranno persone preposte per decidere come controllare le frontiere. Voi non potete interagire con loro, con le autorità decisionali. Su questi argomenti chiaramente noi non abbiamo. Noi siamo l'ultima goccia della situazione. Noi siamo quelli che subiscono le chiusure, punto a capo. Ripeto, noi siamo coscienti della pandemia, siamo coscienti che in questo momento la curva sta salendo e dobbiamo assolutamente abbassare la curva. Però noi siamo anche altrettanto coscienti che con questo dentro e fuori alle zone ci stanno uccidendo anche noi, e quindi io dico che bisognerebbe avere avuto forse più coraggio, ma qualcuno giustifica, ma voi vi sareste comunque lamentati. E noi sì ce lamentiamo perché noi vogliamo lavorare, però non abbiamo sempre rispettato le regole, le abbiamo subite magari a un boccone amaro, ma le abbiamo rispettate come stiamo rispettando anche queste regole. Però chi aveva, diciamo, il termometro della situazione doveva dire e dare le indicazioni esatte. Dovevamo chiudere 3 mesi, si chiudeva 3 mesi, dando chiaramente i ristori o dando ecco, sul mancato fatturato, e molto probabilmente avremmo risparmiato anche soldi invece che darli a pioggia come è successo, perché qualcuno mi parla 160 miliardi, 180 miliardi spesi su un anno, che io non riesco a capire dove siano stati spesi, okay? Perché quelli che sono arrivati a noi sono solo briciole. Qualcuno ci giustifichi come hanno speso questi soldi, e forse era meglio ricompattare tutto e dire 3 mesi vi chiudiamo e 3 mesi vi diamo i soldi per mantenere le aziende vive. Non pretendiamo guadagni o niente, assolutamente, solo per mantenere le imprese vive, le spese correnti. Fino a questo punto, che adesso prima leggo il messaggio, la colpa non può essere del CTS, loro guardano solo un aspetto della vita ordinaria, la salute, la politica dovrebbe fare un compromesso con tutto il resto, ma oggi nessuno si assume la responsabilità, delegano tutto a tutti, e questo lo facciamo anche noi cittadini. Sì, il problema è proprio questo, che nella vita di un paese ci sono molteplici aspetti, esiste la salute, la sanità, per carità assolutamente, ma esistono anche l'economia e i soldi, perché altrimenti ma col CTS non è che stiamo dialogando noi, è il governo che sta dialogando con loro. Infatti, quindi noi stiamo subendo queste regole, per carità, e noi le applichiamo e le rispettiamo. Però in questo momento... In questo è un periodo di aperture e chiusure, eccetera, a livello regionale. Noi abbiamo goduto per fortuna di un periodo giallo abbastanza prolungato. Come era andato il commercio, le attività produttive, come sono andate le attività di Nel periodo giallo diciamo che chiaramente siamo appesantiti da tutta una serie di situazioni, perché i ristoranti lavorano solo a mezzogiorno, i negozi lavorano a singhiozzo, ma anche perché se uno non ha la libertà, diciamo, di potersi muovere, di dar sfogo ai propri hobby, alle proprie passioni, o andare al ristorante, quindi viene meno la voglia di vestirsi,
viene meglio la voglia di spendere, di comprare, e questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi non c'è stata una spesa? C'è stata, sì, ma siamo andati avanti col freno a mano tirato, comunque non è che sia stato quello, però per noi è andato bene perché ci ha dato quel minimo di respiro che ci ha permesso di, insomma, di restare vivi, questo sì, lì non ci siamo lamentati, abbiamo solo detto va bene, chiedevamo anche di aprire i ristoranti alla sera, però sempre in sicurezza, sempre come a pranzo, se valeva a pranzo valeva anche alla sera, quindi diciamo che però tutto sommato l'abbiamo digerita, però adesso in questa situazione qua comincia veramente a essere un po' drammatica la situazione, anche senza un po'. Assolutamente, le categorie, no, c'è un altro messaggio che è arrivato, vediamo se la regia me lo mette in onda così lo leggo e rispondiamo ai telespettatori, eccolo qui. Allora, veramente pensate che il governo programmi qualcosa, come quando hanno chiuso i ristoranti o come quando hanno tenuto chiusi gli impianti sciistici? Siamo coerenti, per favore, e basta lamentarci. Quello degli impianti sciistici e la montagna di cui si parlava prima hanno risentito grandemente, c'è una stagione buttata via, cioè purtroppo una stagione letteralmente buttata via. E invece per quel che riguarda un'attività che molti ci hanno scritto, da un lato le palestre, quindi tutto quel che riguarda il settore, lo ripeto perché giustamente molti hanno detto non parlate soltanto della struttura chiusa, parlate anche di agenti di commercio che lavorano nel settore sportivo, agenti di commercio che lavorano, proprio oggi sono arrivati alcuni appelli, che adesso possono muoversi, ma dicono cosa serve che ci muoviamo se non possiamo fare niente. E poi gli eventi. L'altra cosa è quella degli eventi, tantissimi, ho detto voi comunque siete una televisione, non parlate di chi lavora nel settore dell'intrattenimento, degli eventi eccetera. L'ironia, la beffa è l'apertura, no, per esempio, del settore degli spettacoli, dei teatri, che in realtà non sarà assolutamente così. Però lì c'è un indotto, quando si parla di indotto, importantissimo, veramente di tante persone, maestranze, con famiglie che lavorano in quest'ambito, che sono fermi da un anno, cioè non se ne fa neanche voce di questi. Sì, sì, ma tantissime categorie che sono state penalizzate in maniera importante e anche non comprese proprio nessun tipo di ristoro, parlo anche delle scuole, quelle non paritarie, quelle scuole di lingue che magari non rientrano perché sono privati che danno questi corsi di lingue e quelli non sono stati inseriti in nessun tipo di ristoro, ma come gli eventi, come le palestre, le fiere sono bloccate, quanta gente lavora attorno alle fiere, i spettacoli che sono bloccati, qui a Padova abbiamo il Geox, ma l'Arena di Verona, ma altre situazioni dove ci sono Venezia, non ne parliamo poi. C'è tutta una serie di situazioni che sono drammatiche perché sono un anno e più che sono ferme, mai avuto un giorno di speranza di riaprire. E quanta gente lavora dietro a queste strutture, e questo è il dramma, che quelli sono i famosi, i muti, i silenzi che non riusciamo chiaramente a dare voce a questa gente, e questa è gente disperata veramente. Allora, dopo parliamo anche di casi concreti, perché giustamente lei si fa, diciamo così, come responsabile della categoria, riceve tantissime situazioni, quindi magari raccontandone alcune e di queste voci che devono essere sentite. Caro Presidente Zaia, devi fermare anche tutte le cose da pagare, mi mancano 2 anni con il mutuo banca, io e mio marito abbiamo sempre pagato, non vorrei perdere tutto, grazie. Allora... I mutui, parliamo anche di questo, con il Presidente di Confcommercio Bertin tra pochissimo dopo la pubblicità.